no. Te la posso chiedere una cosa, vediamo tu che ne pensi, ma secondo te Hillary è tutta naturale come l'ha fatta sua mamma? Oppure secondo te si fece ah? Si fece qualche ritocchino? Mi fai i battute, ma perché? Said, chiami Hillary, va! Ma perché non mi fai mentre siamo in diretta, così ti sciogli, ti fai vedere che sei un comico? Svittrisciti, scattrisciti, scioglitelo lo scilinguagnolo, scioglitelo. Paparella! Ciao, bello di casa, che si dice in paese? Tutto bene? Tutto a paese, qua è una grande città, un paese. Grande città, certo. Hillary, ti devo fare i complimenti. Mi sono visto la serie su Hillary e Totti. Ma peggio, sai come, tutta rizzicanuta, i chianti. Ma quando è chianciuto che viene a dire Said, i lacrime, cacariola si buttava. Maccioso. Lasciami penso, ci penso ancora, per vedere, facciamo Pavarotti. Volevo dire una cosa non però. piani, Perché tu non facevi la parte di tuo marito? E chi faceva una parte dei nomo? Fammi capire, che c'entra? L'asma che è venuta, chiamate l'ambulanza, che è? Sto ridendo, rido di cuore. Ah, stai a ridere. Forse non mi sono saputo spiegare. Non lo mettete sto spirito padumano focolaro. Ah? Caciottaro! Ha detto che sei in caciottaro, questo ha detto. E io, va, però, dai, così. mia mi dici caciottaro? No, mia. No, infatti volevo dire che sei dolce come la caciotta, era un complimento. Complimento. C'è stato. Caro Subano. Ciao Papareddo. Ciao, mio frate. Sempre Roma Prati. Sempre Roma Prati. Senti, guarda, ormai siamo in confidenza, ti faccio spoiler dalla prossima stagione della serie su Totti, Non moro manco da morto. Canta, Francesco. Grazie Jonathan, che grazie a te mi mutava sotti e meno male che assomiglio a Totti. Bravo, bravo. Questa sì che è musica. Vedi, lui è molesto. Lo vedi che è molesto? Molesto, in che certo, senso? perché io dici io assomiglia a Totti, non sogno Totti, sogno io ma... Vabbè, lasciamo perdere. Somiglia a se stesso lui, certo. Scusa, Papareddo. Mentre palleggi, me la fai un'ottava sopra? E meno male che assomiglio a Totti. Grazie. Grazie a te, era un omaggio, siamo contenti che ti sia piaciuto, ci sentiamo prossimamente, sempre per i soldi, cose, lo sai che devi mandare. Poi ti mando un presente, va bene? Poi me lo mandi. Ciao, bello di casa. Bello, palleggia, vedremo. Numero uno, è un numero uno, tu lo capisci, non si doveva ritirare nella vita, doveva giocare ancora. Vabbè, te pensi a Manne di Pila, ciao, Evi. I Pila, è carissimo. Senti, lui mi convince perché è Iddo. Io è Iddo a mia che non mi convince. Tutto bloccato. Sempre in questo traffico, non ce la faccio più, mi si dia. E poi si infilano. Dove sta andando? Che si infila? Non lo vede che è bloccato? Si infilano. E sicuramente questa che si infila più avanti o si frega il posto che dovevo prendermi io o combinerà un incidente e siamo bloccati. No signora, non si può infilare. Io non faccio infilare a nudo, perché appena si infila uno, finita. Si infilano tutte le macchine, le motociclette, gli autobus, i calesse, le dighe della Roma antica, si infilano pure i babilonesi, gli unni, Annibale con tutti gli elefanti, gli spartani in fuga dalla Grecia. Non vi potete infilare. Pure gli ebrei in fuga dall'Egitto si infilano, si passa uno. Mi si dia, lasciatevi là! Si infilano. Mi si dia così infilano. Ma vuoi fare conquista? Non ce la faccio più. Beh, Non ce la faccio più. signorina. Nasciu. Ma che non è chiuso? Finalmente, mi nasciu. C'è figli nascendo nel frattempo aspettando a lei però, Sì. Che affari? Sì, sono Stefani, la cugina di Jonathan. attende in attesa. Su telefono, ammazza. Centralina insieme, buonasera dica. Signora, puntai il caffè, mi rapi? Sa. Si è aperto? No, Si bevesse lei? che so 10 stamattina. Sì.
Pronto, allora Sì. ci spiego che problema hai. Io praticamente ci sono i miei compagni che mi dicono sempre, sai, mio marito mi commenta le foto che si bella, me muglieri. Mio marito invece non lavi il suo profilo di Facebook, perciò che dissi, facciamo un bello profilo di chi in comune, che facciamo Stefani e Davide, perché Sì. così lui non si gelosisce, io non mi gelosisco e siamo tutti pari contenti, no? Io che faccio, mi commenti foto sola, tipo che bella, me muglieri, vai Davide. A così ci pare che fu a commentare sta foto. Ora cancia il telefono e pessa passo. Ora io come mi catti cose in delle pagine di Facebook, i puffetti, i fiori di Ines, come faccio io? Cioè? Ma aiutare Jonathan per questa cosa, per recuperare il suo profilo E oggi. mi dà su un link che ci metto mi piace. Come mi piace? Sì. Ma aiutare il profilo, ma Ah, ci vuole fare attendo. Ma da lì a Kidda. Li sono mamma. Lo spirito si utilizza per fare il disegno a terra con fuoco? Ah, comincia a bissare un focolare dopo. Dire che a fare? Prego, Ciasi, Ale! Vai, non da bucciare! Alessandro! Capisci la scoccia? Alex! Piacere. Ah, sei venuta vicino a mio figlio. Me l'avevi detto. Vedi che bello. Ah? Sì, oh beh, si vede un bel ragazzo. E Ma dalla che mamma, dalla mamma, la mamma. Ma che bella coppia! Ando, Sì. noi vi lasciamo! Ma perché? E a mamma, andiamo a fare un servizzello. Ah. Poi cercato un goma, coglione, va bene? Ale! Andi! Ammoniti con Maria, Ti racconta quando stava a scuola! Sì, va bene. Usanno che hanno a contare. Va bene. Non ti dare ascolto. Simpatica. Sono tutte e due, vero? Simpaticissime. Io ho un rapporto bellissimo con mia madre, anche se ormai è pazza, è diventata pazza perché a tutti i costi vuole certe cose. Come va? Che fai? Tu lavori? Tutto bene. Sì, impiegato. Sei timido, vero? Un po'. Si vede che sei. Un po', sì. Senti, io te lo dico subito perché non voglio portare le cose alle lunghe. Tanto resta fra me e te. Guarda, su questo ti garantisco la fiducia assoluta. Sai cosa perché sei qua? Per due motivi. Uno, perché tua madre è convinta e vuole sapere, ma non che la cosa ti dispiace, però vorrebbe sapere se tu sei gay. E poi? E poi quella la pazza di mia madre, quella la pazza sconvolta, Okay. è convinta che loro due sono convinte che ci mettiamo insieme, così loro diventano, come si dice, fanno questa famiglia, perché il desiderio di mia madre è vedermi sposato. E allora lei appena sente la parola gay, gay si deve sposare con me. Ti fa ridere. Lo dico io e te. Capisco che tu stai ridendo, lo capisco, però non lo so. No, dico io e te. Sì. Ma anche no. Ma anche no, sì, No, certo. no, Non sono tutti. No, perché non sei, cioè sei troppo... Troppo cosa? Cioè nel senso... Scusa? Prego. Vieni. Sì. Dico, sei troppo pieno, capito? Non... Un birra. Sì, praticamente non so, fai così? Sì. Il tram. Muscoli non ce n'è, no, dico non c'è muscolo, non c'è niente, un po'... Diciamo che sei un po' allaccarato, ecco, come si dice. Beh, certo, gli anni passano per tutti, passano per tutti. No, ma non ti preoccupare, non dico niente. Ah, ok, Tu però non ti dire niente a preoccupare, mamma. ma ci mancherebbe, non Per favore. dico niente. Stai tranquillo che non dico niente. Resta Andi! Ma che sono contenti, che bella coppia! Andi! Come è andata? Ma cosa? Ma come la mattina che avevamo a fare una chiamata schifo per preparare il cucchiaino a mia?
Mi manca, mi manca. Che bello calarato, che bello, lo posso italiano. Salve. Ciao Chino, Dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddu e alle mie spalle Marte Ma caro ed il Gas- collega Chino appena arrivato ad aiutarci. ma caro casco si mise, ma caro... Dopo le numerose richieste pervenute, è nostro dovere dedicarvi questo collegamento all'evoluzione della morfologia avvenuta nel corso dei millenni in questo pianeta. Ma sentiamo dalle dirette parole. Dalle immagini si notano come le sopraelevazioni montane diffuse in tutto il territorio un secolo fa si siano trasformate in crateri, ahimè, asciutti e spenti Però che a bravo. causa di una implosione del territorio sottostante, rendendo la zona priva di alcuna possibilità di sfruttamento agronomo della marzia disponibile. Ma grazie ad uno studio scientifico Fallo parare. sono state installate delle pompe autoadattive, ma non invasive, che vedremo già all'opera. Bene, se portatino. adesso l'operatore è così cortese da volerci seguire nell'inquadratura, no, mostreremo il loro obiettivo di riqualificare meglio di prima l'area. Chino, donna, vieni qua, ti faccio un biglietto, torna. Sta cosa aspetta, Chino, ti aumento lo stipendio, vedi, Incredibile, donna. signori. Come avete potuto ben sentire, Teresa. è con molto poco che si può trasformare in positivo che cosa, Chino? Chi? Ciò che ad una prima ma disattenta analisi sembra esserci nemico. Vabbè, certi che faremo al più presto nostra questa tecnologia, per il momento da Marte, Kiddu e Chino è tutto, a voi la linea, grazie. Non mi posso sedere, ma che sto passare, Said, facci il biglietto di ritorno. Si fici sull'andata? Ma di quale aeroporto è partito, Chino? Da quale aeroporto ha spiccato il volo? Dai Cianchino? Ma caro tassì, si pigliavo!